in giro e siamo arrivati nel Collio, quindi in Friuli Venezia Giulia. È una giornata stupenda e hanno appena finito di fare la vendemmia, infatti il profumo è veramente eccezionale. Siamo qui per una manifestazione particolare che nasce lo scorso anno, un anno e mezzo fa circa, nasce dalla volontà di 5 produttori, ma soprattutto 5 amici nati e cresciuti in questo territorio. La manifestazione si chiama Collio Vite e che vogliono rappresentare non tanto le loro 5 aziende che devo dire onestamente camminano un po' per le proprie strade perché sono affermate aziende, quanto per cercare di sviluppare sempre di più quello che è il discorso del territorio, quindi il territorio del Collio, il territorio che si sente nei loro vini e cercare soprattutto di, come dire, pulire i loro vigneti da tutte le altre viticolture e mantenere un Collio puro che possa essere vita, che possa essere conosciuto in tutto il mondo proprio per i propri sapori. La manifestazione si svolge in questa 3 giorni di fine settembre, adesso piano piano cominceremo a conoscere i vari produttori e ci racconteranno delle loro aziende, ma soprattutto da questo magnifico e profumatissimo Collio. Siamo arrivati in mezzo alle vigne e abbiamo anche trovato, ovvero l'abbiamo cercato, il presidente di questo progetto. Collio Vite è un progetto particolare perché abbiamo detto che da queste parti, nella zona di Cormons e del Collio, di volta in volta si uniscono gruppi di amici, perché è vero che sono produttori, se vuoi, concorrenti tra loro, ma di fatto sono amici, qui sono cresciuti sempre tutti insieme, per progetti diversi. Quindi Collio Vite, Roberto Picek, che è il presidente di questa associazione. Roberto, parlami un po' di questo gruppo di amici, i loro nomi, le loro aziende, ma soprattutto questo progetto, quando è nato e cosa si propone di fare? Ma siamo 5 amici, esattamente Eddie Keber, che siamo anche parenti se vuoi, Dario Raccaro dell'omonima azienda, Damian Princic che è dell'azienda Colleduga e Damian Podversic che è quello un po' più lontano da noi in senso come territorio perché è a un po' di chilometri, gli altri sono tutti della zona di Cormons. E siamo amici da sempre sostanzialmente, collaboriamo da sempre sia nelle vendite sia nelle presentazioni, ma anche e soprattutto scambiarci così impressioni e anche progetti futuri. Ecco. L'associazione è nata sinceramente da poco, questo, ma viene da lontano, Certo. l'aveva messa come si dice in regola un anno, più di un anno fa e si pone l'obiettivo di trasmettere sì, il prodotto vino in quanto importante, che poi insomma aziende fanno vino e di questo devono vivere, ma soprattutto vogliono trasmettere, come dico io spesso, un modo di vivere anche, no? Siamo ben presenti nel nostro territorio, sono aziende storiche, i nonni, i papà ce l'hanno lasciata, noi speriamo di lasciarli ai figli se vorranno fare questo naturalmente. E quindi abbiamo visto passare un sacco di mode, un sacco di discorsi, però come si diceva magari in questi giorni anche un po' di bandiera, perché qui è stata una terra... Ma infatti siamo in una terra di confine, si sconfina, se ho capito bene, da vigneto a vigneto tra l'Italia e la Slovenia. Certo, sì, faccio conto qui dal 1500, fine 1500 al 1900, fino alla prima guerra mondiale era Asburgo, era Austria, erano quindi con un sistema molto più regolare, se vogliamo, sotto un certo punto di vista, con una forte ricchezza agricola, era il sud dell'impero, quindi era tenuto molto in considerazione, veniva chiamata la Nizza dell'impero. E poi la prima guerra mondiale purtroppo ha distrutto un'economia fortemente e qui ci sono stati veramente i campi di battaglia che hanno veramente cancellato un'intera generazione, anche cancellato proprio una ricchezza agricola che andava non solo al vino, ma si parlava di frutta, si parlava di ciliegie, si parlava anche di mobilieri, si parlava di un sacco di cose, Certo. Era una buona economia. E quindi da lì c'è stata una lenta e lunga ricrescita, ripresa, che se andiamo nello specifico sul vino cominciamo a parlare degli anni 60, fine anni 60, negli anni 70. In quegli anni lì è anche nato il Consorzio Collio, che è uno dei più vecchi d'Italia. E quindi da lì piano piano piccole famiglie, perché questo è il Collio, l'80% sono piccole realtà, la conduzione familiare, che
chiaramente con sacrifici, ma con tanta volontà, un po' caparbi, come è un po' il popolo friulano, il popolo sloveno, che qui è veramente si mischia in maniera incredibile, in maniera anche qualche volta anche forte, no? Nel senso che c'è sempre questo conflitto un po', no? Però sempre veramente che viene da lontano, che viene da lunga storia. E con tanta caparbietà si è cercato di ricostruire dei terreni che voi vedete oggi sono ben curati, c'è un bel impatto visivo e soprattutto, mi preme dirlo, c'è un bel equilibrio anche col bosco e con la natura che c'è intorno. Infatti abbiamo visto che decisamente è incontaminata la zona, è veramente bella, e questo Collio Vite vuole proprio promuovere il territorio, oltre che appunto quello che dicevi tu e queste nuove generazioni che verranno. Cerchiamo di lasciare qualcosa di pulito, qualcosa di sano, e Collio Vite vuole questo. Adesso nella presentazione abbiamo visto anche i figli, perché chiaramente stiamo parlando di produttori con figli, tra te che ce l'hai piccolini, quindi è chiaro che hai iniziato tardi. Ben venga. Quindi un territorio che sicuramente è fatto di cose belle, è fatto di panorami eccezionali come quelli che vediamo, ma soprattutto è fatto di cose buone, di cose genuine. Ma la composizione di questo vino Collio, cosa c'è dentro le bottiglie? Ma diciamo ogni azienda ha un po' una sua visione di questo prodotto. Io personalmente sono, assieme a Edi Keber per esempio, molto legati alla tradizione e all'autoctono. C'è solo il friulano, o meglio il vecchio Tokai, poi c'è la Malvasia istriana, che l'origine è greca come tutte le malvasie del bacino del Mediterraneo, ma in Istria si è stabilita molto bene, e i veneziani poi l'hanno diffusa in queste terre qui, quindi ha una lunga storia anche questa, e soprattutto che il nostro vitigno più vecchio in assoluto è la Ribolla gialla. Adesso tu mi parlavi di Ribolla, e da qui svegliamo un piccolo segreto: tutto questo giallo che voi vedrete nelle immagini e nei filmati, il giallo della Ribolla gialla. Ma e quindi parliamo di Ribolla, parliamo a questo punto di vini, del tuo vino. Che cosa produci? Ma soprattutto un'azienda che nasce da lontano, parliamo del 1920, se ho capito bene, da mamma e papà. Raccontami qualcosa. Beh, noi il cognome è Picek, è di origine boema, siamo qui dal 1600 in queste zone qui, come viticoltori e produttori di vino dal 1920. Dopo la triste e tragica Prima Guerra Mondiale c'è stato un movimento di persone, di famiglie, e abbiamo iniziato come mezzadri, cioè i miei nonni erano mezzadri per una grossa proprietà, e questo è andato avanti fino agli anni 60. Producevano uve, ma la cantina era la cantina del proprietario, del padrone. Cambiata un'altra situazione, sono riusciti mio padre e mia madre, naturalmente con grossi sacrifici, ad acquistare i primi 4 ettari di vigna, la casa dove vivevano da sempre, e da lì sono partiti con questo progetto di fare vino, fare uva e fare vino. Hanno da subito mollato la stalla, perché erano tutte aziende che avevano la stalla, avevano il frumento, avevano la vigna, erano molto mescolate, no? Mio padre è stato lungimirante in questo, ha deciso di puntare sul vino, perché qui in queste colline qui non poteva fare altro. Io sono tra quelli che piano piano, senza fare grosse rivoluzioni, vorrei che qui si producesse le vecchie varietà autoctone, e da lì cercare di scontrarti poi a livello internazionale con un prodotto che abbia un rapporto con la propria terra molto forte. Questo. Brevemente i nomi delle tue etichette. Ma io produco 4 bianchi sostanzialmente, il friulano, il Tokai che è il classico, la Malvasia istriana, e poi c'è questa passione che non mollerò mai perché è un vino che io amo, il Pinot Bianco, che è l'unico di varietà diciamo internazionale. E poi c'è questo uvaggio, il blend del Collio, che si chiama Jelka come mia mamma, che porta proprio il suo nome, che è composto dalle uve proprio tradizionali, friulano, Malvasia e Ribolla gialla. Benissimo, credo che si possa anche pernottare a casa tua, vero? In questa azienda completamente immersa nei vigneti. Ma sì, da un po' di anni abbiamo iniziato anche questo progetto, lo segue molto mia moglie, che lei è veramente l'artefice e la padrona di casa in tutti i sensi, e ci dà molte soddisfazioni. C'è molto tempo da dedicare perché è un turista che va oltre il primo approccio, ha bisogno di essere guidato, è un turista che devi quasi coccolarlo, devi raccontargli tutte le sfaccettature di questo territorio, e questo porta via tempo, però hai delle soddisfazioni incredibili perché hai dei rapporti poi umani oltre che rapporti prettamente commerciali. Diciamo. Benissimo, allora grazie a Roberto. Allora dai vigneti Picek, questo è tutto, passiamo al prossimo produttore, e tra un bicchiere e l'altro di vigna in vigna siamo arrivati anche a parlare con Dario Raccaro. Come si dice, un nome è una garanzia, una persona con i capelli grigi e con tante buone idee in testa.
vista. Ci racconti, Dario, della sua azienda, che è sicuramente importante, e dei suoi vini. Beh, io sono un appassionato di vini, da così nasce questa mia esperienza nel campo vitivinicolo, e con i miei figli Paolo e Luca gestisco un'azienda qui nel Collio, alle pendici del Monte Quarin, che il pomeriggio andremo a visitare. Devo dire, è un terreno molto particolare, marna ad arenaria, la vite era da sempre un quit e c'erano le tipologie vecchie del Collio, e quindi sono qui adesso a parlarvene. La mia azienda produce 3 vini bianchi, si riduce a 3 vini bianchi: il Friulano, Vigna de Rolat, la Malvasia, e questo Collio o anche Collio bianco fatto con gli internazionali Pinot Grigio, Sauvignon e Tokai, quindi l'impronta del Tokai c'è sempre, che ha portato tanta fortuna a questa parte d'Italia, del resto molto piccola, perché il Collio, se fate caso, si estende solo per 1300 ettari. Ma mi sembra che abbiamo sentito questi amici che si incontrano, sono tutti produttori su vari progetti, ogni progetto ha un presidente, ma qua è un presidente un po' più importante, perché è il presidente dell'azienda dell'Enoteca di Cormons, vero? È una grossa azienda, una grossa responsabilità. L'Enoteca di Cormons è una grande azienda fatta di 33 soci, le più importanti aziende di Cormons, fra queste vi sono le più importanti aziende anche dal punto di vista della grandezza del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo le vetrine, abbiamo l'ospitalità, quindi è nata come ospitalità per il turista che passasse per questo luogo e assaggiasse e confrontasse dei vini che noi mettevamo a disposizione tramite le nostre dipendenti. Poi l'azienda si è ingrandita, cioè fa un orario continuato, dando un servizio al turista di passaggio, soprattutto straniero ma anche italiano, che volesse confrontare i vini, assaggiare, acquistare a dei prezzi sempre tutto sommato abbastanza moderati o modesti, per poi rivolgersi per le quantità magari più importanti direttamente alle aziende stesse. Benissimo, e allora grazie Dario, noi ci cambiamo e ci prepariamo per una grande festa questa sera sul Monte Quarin. A dopo! Eccoci di nuovo tra i vigneti, dopo la serata sul Monte Quarin, che è stata veramente eccezionale, piena di luci, di colori, di emozioni, di atmosfera e naturalmente di buon vino. Adesso abbiamo trovato un altro dei nostri 5 ragazzi, il più giovane dovrei dire, Damien Princic, che ci racconta del suo vigneto, che è molto particolare perché è un vigneto di confine con tutte le storie, ma soprattutto delle sue etichette e della sua vita in azienda. Buongiorno, che ci racconti di bello? Buongiorno a voi, ben arrivati. La mia azienda è situata, come appunto diceva, proprio sul confine con la Slovenia. Diciamo la grande differenza era negli anni precedenti, quando il confine esisteva, veramente con la ex Jugoslavia. Quindi fino al 91 esisteva questo confine molto rigido, dove veramente non ci sono mai state barriere diciamo di fatto o fisicamente non si vedeva nulla, sì. Però è sempre stato un confine pattugliato, quindi invalicabile. E quindi il grappolo d'uva che veniva di qua o di là aveva una storia diversa. Chiaramente, ma pensa, questa è una cosa molto particolare. Ma che cosa produciamo in queste vigne? Allora, noi produciamo i classici vini prodotti sul territorio, quindi friulano, Malvasia estriana, e poi produciamo i 3 vitigni internazionali, quindi Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, e un unico rosso che è il Merlot. Ah, ecco, quindi c'è anche del rosso. Esatto. E il vino che fa parte della combriccola dei 5 amici qual è? È il Collio Bianco, è un uvaggio. Un uvaggio, io lo produco utilizzando 4 uve, 4 uve vinificate separatamente, perché queste 4 uve hanno maturazioni diverse. Quindi Friulano e Sauvignon, che vengono vinificate in vasche di acciaio, temperatura controllata, mentre Chardonnay e Malvasia estriana in botti di legno, in barrique. Questi quattro vini vinificano separatamente e poi vengono assemblati prima dell'imbottigliamento. Ho capito. L'intenzione è quella di ottenere un vino equilibrato, sfruttando appunto le caratteristiche dei singoli vitigni e unendoli l'idea di creare un vino nuovo, appunto con una giusta struttura, equilibrato e con una buona bevibilità. Una cosa che le piace mangiare e abbinare col suo vino.
Beh, un classico abbinamento è il prosciutto crudo, Certo, per esempio. è vero, Questo che l'abbiamo uno. assaggiato in questi giorni, queste fettine di pane fatto in casa col prosciutto crudo e i loro vini, devo dire che erano veramente eccezionali. E allora, grazie, e la prossima sarà veramente un'intervista particolare. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. Ed ecco la sorpresa, siamo in un vigneto baciato dal sole anche oggi, in questa 3 giorni, devo dire rara, in questa strana estate del 2014, abbiamo avuto tanta acqua, poco sole, ma questo weekend è stato baciato. Siamo dentro una vigna con Damien, il quarto dei nostri ragazzi e poi saluteremo anche il quinto, ma soprattutto siamo nel suo vigneto, località Calvario, una zona molto particolare, su in altezza, le api ci sono, speriamo di non mangiarne qualcuna. Damien, ciao, raccontaci della tua vigna. Se le api hanno deciso che è buona, se la stanno mangiando e comunque anche per noi il momento giusto per la vendemmia. I nostri vini nascono insieme al seme e alla buccia. Noi diraspiamo in cantina, vengono le uve diraspate, pigiate, portate nei tini dove permangono finché non diventano vino. Tutte le fermentazioni vengono svolte insieme al seme e alla buccia per estrarre la ricchezza della varietà e del nostro territorio, perché un vino deve avere la croccantezza del frutto, la mineralità di un territorio e il ritmo di un'annata diversa Dall'altra. Questa zona si chiama Calvario, per quale motivo? È bellissima perché siamo passati attraverso una parte di bosco e poi subito lì è arrivata il cucuzzolo, chiamiamolo, di questa collina, e con questo vigneto straordinario e soprattutto biondo, perché in questo momento abbiamo già anche un po' di colori. Perché si chiama Calvario? Perché qui c'era il fronte nella prima guerra mondiale e quindi è una terra che è stata sempre evocata e lavorata per la frutticoltura, in particolare per la viticoltura. Dopo la prima guerra mondiale, dove qua era tutto distrutto, e siccome c'erano piccole particelle, è stata abbandonata per un discorso di evoluzione industriale, quindi la gente se ne andava dalla terra per andare a lavorare in fabbrica. Noi abbiamo trovato anche dei vigneti vecchi su queste sponde qui, dove che abbiamo preso le gemme massali, ci siamo costruiti i vigneti con le gemme, con la genetica massale dei vigneti vecchi, e le stiamo pian pianino riportando alla luce queste sponde di questo fantastico monte adatto alla frutticoltura. In una vita qualcuno ha dovuto servire 4 bandiere, Certo. È nato sotto l'Austria, è passato sotto l'Italia. Nella seconda guerra mondiale il fronte praticamente era anche in queste terre qui. Poi col 91 è nata di nuovo la Slovenia, oggi siamo tutti per fortuna sotto una stessa bandiera, che è la bandiera della Comunità Europea. Bene. E spero che duri così per l'eternità. Ma la zona si chiamerà sempre Calvario, ma possiamo anticipare del tuo grande sogno di realizzare qui qualcos'altro? Oltre alla vigna? No, certo, io ho questo sogno, sono una persona molto fortunata, perché capita a poche persone fare il lavoro che hai sognato quando avevi 12 anni. Caspita, certo. Io ho sognato di fare il viticoltore, di fare un grande vino su una grande terra. Queste terre erano abbandonate, abbiamo fatto 15 acquisizioni per fare questo blocco di 10 ettari. Oggi c'è un sogno ancora davanti a me, ho realizzato il sogno della famiglia, ho accanto una donna che oltre ad aver sposato me ha sposato anche i miei sogni, e questa è stata Certo, una questo delle è seconde bello. fortune. Oggi ho un sogno di realizzare qui ancora la cantina. Bene, allora la prossima volta che ci vedremo qui sul Collio vedremo anche la tua cantina e magari degusteremo il pane che fa tua moglie, che noi abbiamo mangiato l'altro giorno, e devo dire con questo loro motto, questa loro maniera di dire, pane di un giorno, vino di un anno, e così? Sì, vi abbiamo accolto con un segno che deriva dai nostri avi, col sale, col pane e col vino. Il vino è la forza, il sale è la ricchezza, il pane è la fertilità. Bello. Il nome della tua etichetta e dove troviamo il tuo vino, a parte qui nel Collio? Vendiamo il nostro vino in tutto il mondo,
Il nome del nostro vino in etichetta porta il mio nome, Damian, e l'uvaggio si chiama Caplia. Benissimo, allora grazie a questo gigante buono e soprattutto alla sua simpatia, alla sua cordialità, noi adesso ci tuffiamo tra le vigne e faremo anche noi un po' di vendemmia. E dulcis in fundo non potevamo che finire questa nostra 3 giorni baciata dal sole nel portico, nel giardino di Casa Keber. Questo perché? Perché naturalmente lui è il pezzo grosso della compagnia, dei nostri 5 amici, perché ci ha dimostrato un'accoglienza, un'ospitalità, una simpatia senza pari, ma soprattutto perché veramente le idee sono nate, come loro dicono, a tavolino con un bicchiere forse di troppo, però era un bicchiere sano, visto e considerato che l'idea era genuina. Come è andata questa manifestazione? Ha coinvolto quasi 60 giornalisti a livello internazionale, tantissimo pubblico, se ne parlerà a lungo. Ma tu sei soddisfatto? Beh, il prezzo grosso sicuramente, perché i chili poi sono quelli giusti. Sicuramente sono soddisfatto, che sembra che tutto vada bene, però adesso dovranno tutti dire se è andata bene o se non è andata bene. Comunque sicuramente spero che ci si ricordi del Coglio, soprattutto l'obiettivo nostro era quello e credo che abbiamo fatto una cosa un po' sì per noi 5 ma un po' per tutti quanti, insomma. Certo, perché 5 amici, abbiamo detto, si sono uniti per promuovere il Coglio più che le loro cantine, e questo devo dire che vivendo con loro questi 3 giorni ce ne siamo accorti veramente, perché in pochi hanno parlato dei propri vini, più che altro la loro impressione e la loro importanza era dedicata al territorio, fare scoprire il Coglio, questo lembo di terra. Stiamo parlando di un pezzo di terra piccolo ma con tanti produttori. Dammi qualche numero. Ma il Coglio in totale sono 1500 ettari, 120 imbottigliatori, di cui benissimo 80 producono oggi già il Coglio bianco. Questa è una cosa molto molto positiva. Conosciuto dappertutto perché ormai viene esportato ovunque. Il vino bianco sicuramente sì, e l'importanza è crescere ancora di più di numeri per questo uvaggio, vinaggio come vogliamo dire, perché diventerà forse il nostro vino. Certo. Lo è già. O lo è già, infatti. E poi con questo vino che ha un fondo di giallo, perché la ribolla gialla ci dà il colore, su questa Vespa gialla un progetto, che questo è tutto firmato ma che sicuramente è stato abbracciato dalla comunità, perché abbiamo visto giallo, e lo vedrete anche voi da tutte le immagini sovraimpressione, e tutto questo giallo di cui si è colorato e colorito il collo per questi itinerari in Vespa. Raccontaci un po'. Beh, il giocattolo è andato avanti con tante cose, Vespa, bottiglia, capsula, tutto quello che vedete in giro alla mia azienda c'è di questo giallo, e il giallo sicuramente è il colore dell'uva, come tu hai detto, il colore del vino. Sicuramente è il colore del nostro cuore, per cui è molto molto importante. Il giallo serve per dare spazio. alla libertà che noi vogliamo avere. E certo, ma il giallo anche della colza, perché sentivo oggi, perché naturalmente a fine giornata abbiamo fatto tutti insieme una festa di saluto e di arrivederci. Da queste parti c'è qualche produzione di colza, cosa volete fare? Questo è un altro gioco che ci è nato 2 anni fa. In 2 aziende abbiamo addirittura comprato un trattore, non è più alimentato a gasolio ma è a olio di colza. Chiaramente il trattore non poteva che non essere giallo, perché la colza è gialla, ma soprattutto per dare anche un altro segnale forte di pulizia di territorio. E come può venire se non da noi produttori. Certo, quindi un vino sano, genuino, pulito da tutta una serie di infrastrutture in un territorio pulito. Allora, il giallo, le vespe, i percorsi, cosa si può fare? Giri in bicicletta anche, oltre che in vespa, per i vigneti? Si può fare tutto, si può venire a vendemmiare se volete, c'è il giallo perché è l'uva, si può fare tutto quello che volete, con la vespa sicuramente perché è il giocattolo più bello, con la bicicletta, ma avete visto anche ieri la fatica che tutti voi avete dovuto fare venendo su a piedi sul Monte Guarin, perciò credo che qualsiasi cosa si faccia in Coglio poi riesce bene, perché siamo bravi. Siete bravi, siete simpatici e si può anche dormire. Allora parliamo un attimo della cantina e dell'agriturismo. Ecco, queste sono cose che spesso noi non vogliamo parlare, perché soprattutto... Ma bisogna promuoversi un po'. Sì, noi volevamo insistere di parlare di noi 5 come territorio, come vino unito, Coglio tutti insieme. Per me è molto più semplice parlare del vino, perché io in realtà sono l'unico di tutto questo gruppo che fa solo il Coglio e basta, perciò parlare per me del mio vino vuol dire Coglio, io non faccio altro, perciò mi è molto semplice dire questo. È un obiettivo importante questo comunque, di un vino unico, è una cosa che io sicuramente sto portando avanti, ma credo anche gli altri stanno incominciando a pensare in questo verso.
E come agriturismo? Noi abbiamo pernottato in questo giardino, in questa casa molto bella, e devo dire camere diverse, molto personalizzate. Quante camere? Quando sono aperte? Beh, le camere sono aperte Quasi tutto l'anno, mi tutto sembra. l'anno, ce ne abbiamo 5 di camere, ma soprattutto sono aperte quando io voglio. Ah, ecco, quindi quando Edi è in vacanza qui non si pernotta, altrimenti si può stare, e soprattutto sua moglie fa delle ottime marmellate e coccola tantissimo le persone. Quindi anche un agriturismo, ma il progetto, torniamo al progetto iniziale. Come scherzavo, quando io voglio vuol dire che l'ospite è accettato quando è l'ospite giusto. Ah, ecco. Anche perché questo è un messaggio un altro importante. Io ogni tanto scherzo, ma quello che voglio dire è che noi abbiamo bisogno del turista giusto, non del turista che non serve, perché il Coglio è un bellissimo territorio, ma è molto piccolo. Avere qui troppa gente forse ci darebbe anche fastidio, avere la gente giusta. Quindi un territorio pulito che vuole gente giusta, insomma vogliono un po' troppo, però c'è da dire che danno anche tanto. Un territorio fatto di gente cordiale, ma anche di gente molto spontanea, come vediamo. Quanti saremo la prossima edizione di Coglio Vite? Ma intanto per 10 anni tanto siamo tranquilli, perché abbiamo speso troppi soldi, le nostre mogli ci hanno tolto il portafoglio, perciò per 10 anni ne parleremo a fatica. Io spero che fra 10 anni saremo già in 50, perché diciamo che Coglio Vitae è partita con una speranza dei 5, ma soprattutto con quella di avere i 50 fra 10 anni. Vedremo fra 100 anni cosa diremo. E allora, in attesa dei 100 anni, sicuramente ce la racconteremo insieme tra 100 anni. Nel frattempo, Rosanna Fudoli e Edi Keber vi aspettano su viaggivacanze.info con un articolo dedicato con tantissime fotografie, ma queste le vedrete anche sovraimpressione, perché il Coglio vi aspetta con i suoi colori, la sua simpatia, la sua spontaneità. Alla prossima. Grazie.